Campionato italiano 1966, si torna alla prova unica, è il Giro del Lazio ad assegnare la maglia tricolore. Qui vediamo in azione Taccone, Vito Tacconi, uno dei protagonisti anche quel giorno. Il campionato italiano dopo le prove a punteggio torna dunque così alla prova unica. Una prova unica è sempre nel ciclismo una specie di lotteria. Dipende in gran parte dal tracciato, dipende da tanti fattori, la forma del momento, una giornata di particolare vena. Il campionato italiano si è assegnato per parecchio tempo in più prove. Fino al 58, sino al successo di Baldini, erano 5 le prove in programma. Qui vediamo intanto Gimondi che cerca di far selezione assieme a Bitossi, a Motta, a Zilioli, gran protagonisti al Giro del Lazio. Ecco ancora Felice in azione. Sconfitto sul traguardo del Giro d'Italia, dopo aver vinto Parigi-Roubaix e Parigi-Bruxelles, cerca adesso una maglia tricolore. Per lui è la stagione delle classiche. Ecco Motta, il rivale dichiarato di Gimondi in quella stagione. Motta, brillante, protagonista e vincitore del Giro d'Italia. Qui c'è Bitossi, cuore matto, altro grande protagonista delle gare in linea. Michele Dancelli mette in palio il titolo. Ecco Zilioli, l'eterno piazzato su tutti i terreni. La storia del campionato italiano è una bella alternanza tra prove uniche e prove a punteggio multiplo. Qui vediamo intanto l'ultimo passaggio sotto lo striscione del traguardo, c'è già il trappello di testa che pensa allo sprint per la maglia tricolore. Il gruppo insegue e sembra rassegnato. A più prove si è disputato dal 51 al 58, poi 3 anni di prove uniche, altre volte le prove multiple e adesso si ritorna definitivamente alla prova unica. Vediamo Taccone che cerca di anticipare lo sprint partendo da lontano. E Zilioli che lo rincorre e lo agguanta. Ultimissime battute. Zilioli bravissimo, si sente battuto allo sprint e parte a sorpresa da lontano. Eccolo in fondo al rettilineo, è lui che ha aperto le ostilità, è lui che ha lanciato la volata. Italo è sul punto di farcela, sembra sia la volta buona, ma Dancelli ha quattato la sua ruota, esce negli ultimi metri e lo beffa proprio sulla linea bianca. Michele Dancelli conquista il bis tricolore, primo Dancelli, secondo Zilioli, terzo Taccone. Bis tricolore dunque per Michele Dancelli, mentre in precedenza il titolo se l'era giudicato De Rosso, prima ancora Mealli e nel 62 De Filippis. E Dancelli dunque il primo in questi anni 60 a saper cogliere il bis. E il presidente della Federciclo e dell'UCI, Adriano Rodoni, gli fa vestire per il secondo anno consecutivo la maglia bianco-rosso e verde.